Siete Harry Potter e regime sovietico, gli algoritmi e il colosso Netflix. L'amministratore di Ryanair, Harry Wilson, da buon irlandese, infarcisce di parolacce la sfuriata contro il decreto che ha messo un tetto al caro voli, e molte sono all'indirizzo di Schifani. Qui è Ryanair che vi parla e non le manda a dire. Volano scintille nel botta e risposta, con il presidente della regione che risponde a tono: tariffe scandalose, spazzatura e vessare i siciliani. Lavoriamo ad un terzo vettore che favorisca la mobilità. Risultato: prime pagine dei giornali, tariffe per ore invariate e il faro della Commissione europea che si accende sulla stretta decisa dal governo per calmierare i prezzi dei voli dalle isole. Nel mezzo, a fare da piacere, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, che si dice disponibile a migliorare il decreto, quasi una retromarcia. Proprio quel decreto che, secondo il numero uno della più importante compagnia low cost, è una norma ridicola e illegale che interferisce con le leggi del libero mercato, una roba populista, insiste, e di stampo sovietico. Altro nodo del contendere, la profilazione degli utenti, elaborata dal famoso algoritmo e messa sotto accusa dal governo. A Ryanair non ci sono algoritmi e la replica, mentre il Ministero cita studi internazionali. La Commissione europea sembra ammonire l'Italia quando dice che la libera fissazione di prezzi è la migliore garanzia. Lezione numero uno del corso di economia, a cui si rifà anche l'imprenditore della compagnia aerea, che prevede che il decreto avrà l'effetto contrario. Se interferisce e restringe i prezzi, spiega, le aziende se ne vanno da un'altra parte. È irlandese, ma vale come mezza parola. 20 kg in 7 mesi, tanti ne ha perso Matteo Messina Denaro, affetto da un tumore al colon con metastasi al fegato, 2 giorni fa operato per un'occlusione intestinale e successivamente ricoverato secondo prassi sanitaria e rianimazione. Per questa ragione i suoi legali chiedono la scarcerazione. Difficile al momento stabilire se il detenuto al 41 bis verrà poi trasferito nella cella ospedaliera dell'ospedale dell'Aquila oppure riportato direttamente in carcere di massima sicurezza di Preturo, che dista 7 km dall'ospedale. Matteo Messina Denaro nega di avere mai ordinato delitti e racconta la sua versione sull'appoggio alla latitanza ricevuto dal geometra Andrea Bonafede, che gli prestò la propria identità consentendogli di sfuggire alle ricerche per anni, di sicuro negli ultimi 2 quelli della scoperta della lotta al tumore. In cambio Bonafede ha avuto qualcosa, chiede il capo della DDA palermitana. No Andrea, no, non c'è questa mentalità. Matteo Messina Denaro parla a lungo con i magistrati della sua malattia, scoperta i primi giorni di novembre del 2020 dopo un'occlusione intestinale e la successiva colonoscopia. Ammette: quando scoprii che avevo questo tumore e quindi mi restava poco, mi sono messo a pensare e ho seguito un proverbio ebraico che dice: se vuoi nascondere un albero, piantalo nella foresta. Allora cosa penso? Ora che ho la malattia e non posso più stare fuori, devo ritornare qua nel mio ambiente perché mi gestivo meglio. Non posso fare alla Provenzano dentro la casupola di campagna con ricotta e cicorie. Da quel momento mi sono messo a fare l'uomo libero. Sono i momenti in cui Matteo Messina Denaro decide di abbandonare la caverna. Ai magistrati di Spavaldo dice: voi mi avete preso per la malattia, senza la malattia non mi prendevate. Il boss ergastolano, latitante da 30 anni, offre il suo volto migliore. Io non faccio parte di niente, io sono me stesso, risponde, ma devo essere un criminale, mi definisco un criminale onesto. Questo è un ossimoro, lei sa cosa significa naturalmente, obietta De Lucia, e il capomafia, rivendicando la sua istruzione e la familiarità con i libri, dice: sì, l'ossimoro, la gelida fiamma, facevamo sempre questo esempio a scuola. Siamo nel salotto della città di Palermo, via Mariano Stabile, via dello shopping, ma al contempo anche zona molto frequentata da turisti. Eppure queste 2 basche di cemento amianto sono abbandonate sul marciapiede da oltre 2 mesi e lo rimarranno almeno fino a settembre, quando, nella migliore delle ipotesi, il servizio di rimozione del comune di Palermo verrà rifinanziato e ricomincerà a togliere dalla strada i rifiuti pericolosi abbandonati dai palermitani. Ma situazioni simili a Palermo se ne contano diverse, come a Ballarò, allo Zenna, Ciaculli, a Sferracavallo, con residenti esasperati che continuano a sommergere di mail, telefonate la RAP, la partecipata, che si occupa della gestione dei rifiuti a Palermo, e il settore ambiente di Palazzo delle Aquile, per far togliere pezzi di tettoia, cisterne per l'acqua, fioriere, canne fumarie lasciate all'intemperie in condizioni di estrema pericolosità. Smaltire l'amianto ha però un costo decisamente elevato, fino a 40 centesimi per ogni chilogrammo di materiale da eliminare in maniera sicura. Per una cisterna d'acqua ci
ci vorrebbero circa 300 euro, soldi che impresari edili o che proprietari di casa non vogliono spendere e che quindi spesso e volentieri abbandonano per strada. Ma in città l'emergenza rifiuti continua, soprattutto le periferie sono invase ancora da rifiuti di ogni genere. Francesco Gabbani sbarca in Sicilia con il Ci vuole un fiore tour. Sul palco della Villa Bellini di Catania appare una grossa margherita. L'obiettivo dell'artista toscano è quello di sensibilizzare il pubblico attraverso la musica e le parole sulle tematiche legate all'ambiente e al futuro del nostro pianeta. Per fare il monte ci vuole la terra, per far la terra ci vuole... Un ricco repertorio tra cover di artisti come Endrigo, Battisti e De André e successi del cantautore. Tra questi Occidentali Scarma, che ha fatto cantare e ballare il pubblico della Villa Bellini. Lo show è prima di tutto un concerto di musica pop, ha detto Gabbani. Sarà un susseguirsi delle canzoni che hanno formato il mio percorso artistico fino ad oggi, affiancate da alcune chicche, che in un modo o nell'altro hanno a che fare con il rapporto con l'ambiente e che descrivono la bellezza della natura e del nostro pianeta. Francesco Gabbani proseguirà il tour in Sicilia con altre 2 tappe, a Noto e a Marsala. Una passeggiata al tramonto tra bellezze naturalistiche, reperti archeologici e musica d'autore. Riapre così Parco Forza, dopo i lavori di restauro seguiti dalla Soprintendenza di Ragusa e finanziati dalla Regione con oltre 2 milioni di euro. È stata sicuramente migliorata la fruizione del parco e abbiamo avuto la possibilità di scavare il Palazzo Marchionale, nel quale abbiamo trovato nuovi ambienti, abbiamo chiarito alcuni dubbi del passato rispetto alle ricerche archeologiche svolte fino al 2008 e soprattutto la grande novità è quella che abbiamo trovato una grandissima cucina del palazzo collegata agli ambienti di rappresentanza. La sfida adesso è quella della valorizzazione del sito a 2 passi dal centro di Ispica, attraverso iniziative di ampio respiro culturale in grado di richiamare turisti e visitatori tutto l'anno. Si chiude una fase e se ne apre un'altra, quello della valorizzazione. E l'obiettivo nostro come parco è quello di destagionalizzare i flussi turistici e fare in modo che il nostro patrimonio possa essere fruito di tutti i mesi dell'anno. La magia del sassofonista Francesco Cafiso ha dato il là al mese di eventi che abiteranno gli scorci suggestivi del parco, tra concerti, arte, fitness e archeologia. Dal nuovo attaccante esterno al prossimo difensore centrale, il Catania ha ufficializzato il nome di Davide Marsura, l'esterno d'attacco che va a rafforzare il reparto in attesa della prima punta. Marsura, 29enne, arriva in rosso-azzurro da svincolato dopo aver chiuso il suo rapporto con l'Ascoli. 13 presenze, 3 gol in B la scorsa stagione, attaccante che ama partire largo per poi accentrarsi, molto abile nel dribbling. Il nuovo acquisto vanta in totale 165 presenze, 21 gol nella serie cadetta e 72 partite, 18 gol in C. Per me questa è una grande opportunità che non ci ho pensato 2 volte prima di accettare questa sfida. Ho voluto legarmi a un progetto così importante per crescere con questa società. Ma c'è di più. Arriva anche il nome di uno dei 2 difensori centrali pronto ad arricchire il reparto arretrato. Si tratta di Marco Scurado, classe 95, argentino, ex Perugia. Proprio qualche giorno fa aveva rescisso il contratto che lo legava alla società biancorossa fino al 30 giugno 2024. Un biennale pronto per lui. In Italia ha giocato con Perugia, appunto, Genoa, Crotone, Frosinone e Avellino. 98 presenze in Serie B e le giovanili trascorse con gli argentini dell'Arsenal. L'idea è chiara: avere giocatori che siano pronti all'uso e che abbiano chance di accompagnare il Catania anche in una categoria superiore. Intanto nel secondo test congiunto, questa volta con il Calatabiano, impegnato nel prossimo campionato di promozione, il Catania ha vinto 9-1. Fra i protagonisti l'australiano Popovic e il serbo Bocic, su quest'ultimo si punta molto, autore di una doppietta come Sarao e De Luca. L'altra rete è stata di Palermo. Abbonamenti infine: dopo la definizione della capienza del Massimino si lavora per predisporre tutto con la società che gestirà la vendita delle tessere. La campagna scatterà probabilmente subito dopo Ferragosto con il diritto di prelazione per i vecchi abbonati.